a tutti. Il Signore ci ha fatto un grandissimo dono che non si poteva comprare con nessuna somma di denaro, che è il dono della fede. Andiamo a leggere in Prima Pietro, dal versetto 3 al versetto 9. Benedetto sia il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati a una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, incontaminata e che non appassisce, conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio mediante la fede siete custoditi per la salvezza che sarà prontamente rivelata negli ultimi tempi. A motivo di questo voi gioite anche se al presente per un po' di tempo, se questo è necessario, dovete essere afflitti da varie prove, affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro che perisce, anche se viene provato col fuoco, risulti a lode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo, che pur non avendolo visto voi amate, e credendo in Lui, anche se ora non lo vedete, voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della vostra fede, la salvezza delle anime. Ecco il versetto 7, qua ci dice che 7 e 8, sicuramente ci sono dei momenti difficili, ma nessuno mai ci può separare da Gesù. È un grande dono, noi sappiamo da dove veniamo, cosa facciamo qua sulla terra, dove andremo. E Gesù ha detto una volta che l'anima tua vale più di tutto l'oro del mondo. E a che vale guadagnare tutto il mondo, disse, no, se uno perde l'anima sua. Ecco, quindi per quanti hanno già ricevuto il Signore queste cose sono note, ma se qualcuno oggi deve ancora avere la certezza di questo, possa tu aprire il tuo cuore al Signore, perché il Signore ha detto una cosa importante, che chi va a Lui non lo caccerà via. E possa il Signore veramente benedire questo culto tutti insieme. Amen.
sacrificio di lode e adorazione, esaltiamo solo Lui. Veniamo a lodare il nostro gran Signore, veniamo ad adorare il nostro gran Creatore, offriamo sempre a Lui sacrificio di lode e adorazione, esaltiamo solo Lui. Esaltati Signore, innalzati Signore, oggi il tuo popolo ti vuole adorare. Esaltati Signore, innalzati Signore, e tutti insieme ad una voce vogliamo esaltare te, vogliamo esaltare te, vogliamo esaltare te. Quando la Chiesa ti loda, quando la Chiesa ti adora, scenderà dal cielo il tuo potere. Quando i tuoi figli ti lodano, quando i tuoi figli ti adorano, scende la tua presenza qui. Quando la Chiesa ti loda, quando la Chiesa ti adora, scenderà dal cielo il tuo potere. Quando i tuoi figli ti lodano, quando i tuoi figli ti adorano, scende la tua presenza, scende la tua presenza, scende la tua presenza qui. Quando la Chiesa ti loda, amen, quando la Chiesa ti adora. Sapete cosa fa uno sportivo quando va? Io lo sono stato per tanto tempo. Quando andavamo allo stadio a tifare per la nostra squadra, noi appena entravamo già tifavamo per la squadra, è vero o no? Quanti sono andati allo stadio a tifare? Già eravamo vincenti, la partita ancora doveva iniziare, noi già avevamo vinto, perché c'era la certezza che la squadra vinceva e volevamo anche incoraggiare ai giocatori che quando uscivano in campo potevano vincere. Noi siamo più che vincitori in Cristo Gesù, quindi abbiamo già vinto. Quindi quando veniamo in chiesa dobbiamo già lodarlo per quello che Egli è, per quello che Lui ha fatto, amen. Non ci dobbiamo aspettare che Lui interviene nella nostra vita per poi adorarlo. Noi dobbiamo ringraziarlo per quello che Egli è. Lui ci ha acquistati su quella croce a caro prezzo. Ha dato la sua vita per ognuno di noi, affinché noi avessimo vita e vita d'esuberanza. Se questa mattina noi possiamo stare qui è per la sua grazia, fratelli miei. Quindi lodiamo il Signore con tutto il cuore. Quando la Chiesa ti loda, quando la Chiesa veramente apprezza dire il Signore è in mezzo a noi, Lui si manifesta nel nostro mezzo. Quanti sanno che il Signore non ha bisogno di numeri? Questa mattina la Chiesa non è completa, non siamo tutti, ma quanti sanno che il Signore è in mezzo a noi questa mattina lo stesso? Non è che doveva aspettare che doveva esserci tutta la comunità, tutta la Chiesa, oppure Lui è dove una Chiesa sono in migliaia, dice nell'altro luogo sono pochi, quando cresceranno. No, Gesù è andato alla singola anima a liberarlo, a parlare al suo cuore. Alla donna samaritana l'aspettava al pozzo Gesù. L'aspettava lì, dice Gesù doveva essere lì per incontrarsi con questa donna, amen. E Gesù questa mattina è qui per incontrarsi con te, amen. Quindi lodiamolo con tutto il cuore, alleluia, gloria a Gesù. Alleluia. Grazie Signore.
le debolezze che io ho, le cancellerai col tuo grande amore. Stringimi con il tuo amore, riempimi, portami più vicino a te. Se spero in te, arriverò più in alto e volerò con te, e tu mi guiderai col tuo grande amore. Voglio star con te, vicino al volto tuo, Signore, e vivi dentro me col tuo grande amore. Voglio star con te, fare la tua volontà e sempre vivere col tuo grande amore. Stringimi con il tuo amore, riempimi, portami più vicino a te. Se spero in te, arriverò più in alto e volerò con te, e tu mi guiderai col tuo grande amore. Stringimi con il tuo amore, riempimi, portami più vicino a te. Se spero in te, arriverò più in alto e volerò con te, e tu mi guiderai col tuo grande amore. E volerò con te, e tu mi guiderai col tuo grande amore. E volerò con te, e tu mi guiderai col tuo grande amore. Grazie Signore. Ti ringraziamo. Gloria a Gesù. Nostro mezzo, Signore. Tu ce lo hai detto, Signore, e lo hai confermato nella tua parola. Dove 2 o 3 sono radunati nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Signore, noi siamo certi che tu questa mattina sei nel nostro mezzo per benedire, per toccare i cuori, per portare guarigione e liberazione. Vogliamo pregarti, Signore, anche per i nostri fratelli che sono infermi. Ti chiediamo di stendere la tua mano di guarigione, di stare vicino a loro in modo particolare, Signore. Ti preghiamo per Angelo, Signore, benedicilo.
Stendi la tua mano sulla sua vita, Signore, che lui possa sentire sempre la tua presenza. Ti preghiamo per sua moglie, per i figli, Signore, dagli forza, incoraggiamento in questo momento così particolare. Signore, voglio pregarti anche per mio suocero. Signore, preservalo, tieni la tua mano su di lui. Amen. Grazie, Padre, per ogni beneficio. E per quanti sono qui questa mattina che hanno bisogno del tocco della tua mano di guarigione, di liberazione, Signore, tu non sei cambiato, sei lo stesso ieri, oggi e in eterno, e la tua mano non si è riaccorciata. Signore, tu sei potente ancora oggi da guarire, liberare e sanare. Grazie per questo culto. Benedici la tua parola, Signore, fa che veramente possiamo riceverla direttamente dal tuo trono. Signore, usati di colui che porta il tuo messaggio questa mattina, te lo chiediamo nel nome di Gesù. Alleluia, grazie Spirito Santo. Grazie Signore, alleluia. Gloria al tuo santo nome, Signore. Alleluia a te, Gesù. Grazie Signore. Glorioso Re dei Re, vestito di maestà, la terra gioirà, la terra gioirà. C'è luce intorno al Re, la voce sua si udrà. Il male tremerà, il male tremerà. Dio grande Dio, canta che Dio grande Dio, e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Il tempo è in mano a te, eterno senza età, principio e fine sei, principio e fine sei. Padre, Figlio e Spirito, sovrana Trinità, il leone e l'agnello, il leone e l'agnello. Dio grande Dio, canta che Dio grande Dio, e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Dio grande Dio, canta che Dio grande Dio, e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Tutto sei per me, tu sei degno di lode, il mio cuore canta a te, sei grande. Tutto sei per me, tu sei degno di lode, il mio cuore canta a te, sei grande. Dio grande Dio, canta che Dio grande Dio, e si vedrà che grande Dio
il nostro Dio, Dio grande Dio, canta che Dio grande Dio, e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Grazie Signore. Alleluia Signore. Sei meraviglioso. Grazie Signore. Grazie Signore. Alleluia. Alleluia. Potessi riflettere questa mattina, tenere ancora i tuoi occhi chiusi, approfittare di questo tempo che il Signore ci concede. Fratelli, la Chiesa del Signore, Gesù disse, la mia casa sarà chiamata casa di adorazione. Quando ci veniamo insieme, noi veniamo per adorare il Signore, per aprire il nostro cuore davanti a Lui, per approfittare di questo tempo che Dio ci dona. Allora vorrei che noi potessimo ricantare di nuovo soltanto la strofa "Tutto sei per me". E mentre lo cantiamo, desidererei che tu lo potessi dire con tutto il tuo cuore, perché Lui lo sa se realmente Lui è tutto per te. O c'è qualcun altro che occupa il posto nella tua vita, il primo posto nella tua vita, e non è Lui a occupare il primo posto. Quando noi diciamo, Signore, tutto sei per me, stiamo dichiarando, Signore, tu sei il Signore della mia vita, della mia casa, della mia famiglia. Tu sei al primo posto nella mia casa, nella mia famiglia, nella mia azienda, nella mia attività, nel mio lavoro, in tutto quello che io occupo. Signore, tu sei al primo posto. Come insieme vogliamo dire, Signore, tu sei al primo posto in questa comunità. Tutto sei per me. Tutto sei per me. Tu sei degno di lode, il mio cuore canta a te, sei grande. Tutto sei per me, tu sei degno di lode, il mio cuore canta a te, sei grande. Dio grande Dio, canta che Dio grande Dio, e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Dio grande Dio, canta che Dio grande Dio, e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. È il nostro Dio. Sei grande, Signore, sei meraviglioso. Alleluia. Gloria a Gesù. Alleluia. Cantate all'Eterno un cantico nuovo. Alleluia. Amen.
Allora tutti gli alberi delle foreste manderanno di grattigiare davanti alle terre, perché vieni a visitare la terra. Gloria a te, Signore. Siete il popolo nella sua fedeltà. Signore, grazie per questo messaggio stamattina, Signore. Grazie che tu hai intervenuto in mio cuore. Gloria a te, Signore. Grazie, Signore. Tu sei per me la mia vita. Grazie, Gesù. Voglio dare per questa comunità, voglio dare per la gioia di vedermi, Signore, e di vedermi. Signore, io ti voglio dare Alleluia. Grazie, Signore. Gesù mi ha messo la vita. Gloria a te, Signore. Alleluia. 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 Gloria a Gesù. Amen. Amen. Alleluia, gloria a Dio. Accomodatevi, fratelli, gloria a Gesù. Accomodatevi pure. Quanti sono convinti che Dio conosce ogni cosa di noi? Non dire amen se non sei convinto, Non dire amen. Amen vuol dire sì, così sia, così è vero. La parola di Dio dice che noi parliamo in sincerità, mossi di sincerità davanti a Cristo. Cioè quando noi parliamo, quando diciamo qualcosa nella Chiesa, ma anche quando non siamo nella Chiesa, Lui ascolta, siete convinti di questo? Lui ascolta ogni parola, dice la parola di Dio. Difatti ogni parola oziosa, ogni parola che è uscita dalla nostra bocca, anche che ha offeso qualcuno, dovremo rispondere a Dio di questa offesa. Guai chi ha detto al suo fratello raca, stupido, sciocco, perché ne pagherà davanti a Dio. A volte noi usiamo certi termini senza accorgercene. Questo vale per i figli, ma tu sei stupido, tu sei stupida, non capisci niente. Questo ha fatto danni in tante persone, specialmente nei ragazzi, no? Ci sono tanti ragazzi che da ragazzini hanno avuto dei genitori che per loro il figlio non è mai stato buono a nulla. Quindi è cresciuto con questo pensiero nella sua mente. Non sono buono a nulla, invece non è vero, tu sei la cosa più preziosa che Dio abbia potuto creare. Amen? Sei unico, non ce ne sono pari a te. Sei unico, le tue impronte digitali sono uniche, la tua pupilla dell'occhio è unica, non ce ne saranno uguali. Amen? Dio ti ha voluto, è Lui che ti ha creato, non è tua mamma e tuo papà. È Lui che ti ha creato. Gloria a Dio. Questa mattina mandavo un messaggio a un fratello dalla Sicilia, un pastore, un mio amico, che è da tempo che non lo sentivo, e mandando questo, lui mi ha scritto questa mattina, da tempo che non lo sentivo, mi ha augurato buon culto, da Gela, e quindi nel frattempo che io stavo rispondendo ho sentito proprio una voce da parte del Signore nel mio cuore, e soprattutto nella mia mente, di scrivergli, di mandargli questa parola: Dio sta provvedendo al tuo bisogno. Io gliel'ho mandato. Dopo un po' ha iniziato a mandarmi delle faccine con
con le lacrime e dicevo: Dio è grande, perché stavo proprio chiedendo al Signore: Signore, quanto intervieni in questa situazione? Dio sta provvedendo al tuo bisogno. Quanti conoscono George Muller? Quanti conoscono il fondatore degli orfanotrofi, George Muller? Se non lo conoscete, comprate i suoi libri, meraviglioso. Lui ha istituito, ha creato più di 50 orfanotrofi. Lui veniva chiamato proprio l'uomo di preghiera. Lui aveva questo rapporto con il Signore, che lui chiedeva al Signore ogni cosa, dalla più piccola alle più grandi cose metteva nelle mani di Dio. Un giorno vanno da lui e gli dicono, in uno di questi orfanotrofi che lui aveva, si trovava proprio in questo orfanotrofo e aveva più di 150 bambini in quell'orfanotrofo, ma ha avuto anche orfanotrofi di 5.000 bambini e orfani, e quindi viene uno dei responsabili e dice: non abbiamo niente da mangiare per domani mattina, non c'è niente, non abbiamo proprio più niente. E lui ha detto Jehovah Java. Vi ricordate cosa significa? Vi ricordate chi ha detto questo? Chi l'ha detto? Chi lo ha detto? Dio provvederà. Chi l'ha detto? Abramo. Dio si provvederà o Dio provvederà. Vi ricordate? Papà, abbiamo la legna, abbiamo il fuoco, ma l'olocausto dov'è? E lui ha detto: non ti preoccupare, Dio si provvederà. In quell'occasione c'era un pastore che era con lui in visita, e allora sto pastore, anche giovane, dice: come provvederà? Per stanotte, cioè domani mattina questi non hanno niente, provvederà. Lui ha detto: andiamo a letto, fece una preghiera: Signore, tu sei l'Iddio che provvede, Dio che provvede, e tu provvederai, non ti preoccupare, il Signore provvederà. E praticamente alla mattina successe che un panettiere che era lì, durante la notte il Signore lo sveglia e gli dice: devi preparare dei panini per i bambini che sono all'orfanotrofio. E lui si alza tutta la notte e prepara i panini, e la mattina bussa all'orfanotrofio e porta più di 350-400 panini, dice. A un certo punto dice: sì, vabbè, i panini sono arrivati, già lui era sbalordito, no? Che erano arrivati i panini. Dopo un po', proprio fuori dalla porta dell'orfanotrofio, si rompe il camion che trasporta il latte, si rompe l'asse centrale. Allora dice: cosa facciamo sto latte? Lo perdiamo? No, diamolo all'orfanotrofio. Quindi prende il latte e lo porta all'orfanotrofio. E lui rimane sbalordito per come Dio aveva provveduto per il latte per i bambini e per il pane per i bambini. Questa mattina Dio ti dice: io provvederò. Io provvederò. Quanti hanno fede di credere che Dio provvede? Quanti questa mattina possono dire che in condizioni dove nessuno ti poteva aiutare, Dio è intervenuto e ti ha aiutato, ha aperto una porta dove non c'era una porta, dove tutto era chiuso intorno a te, dove non potevi vedere, ma non so se Dio ti ha preso e ti ha portato fuori o ha aperto una porta, non lo so, però so per certo che Dio ha provveduto. Noi abbiamo un Padre in cielo, l'Eterno che provvede. Paolo dice: l'Iddio mio supplirà ad ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze in gloria. E le ricchezze di Dio sono enormi, enormi. Abbiamo un Dio grande. Non confidare nei principi, non confidare. Sapete il versetto centrale della Bibbia qual è? Qual è il versetto centrale della Bibbia? Si trova nel Salmo 118. Meglio confidare in Dio che confidare nei principi. Meglio confidare in Dio che confidare nell'uomo. Versetto centrale della Bibbia, pazzesco, no? Non è pazzesco, ma Dio è meraviglioso, non fa mai nulla per caso. Gloria a Dio. Questa mattina chi si sente di ringraziare il Signore? Chi vuole ringraziare il Signore? Chi dice: egli è degno di essere lodato, glorificato. Amen. Sì, Patrizia, gloria a Gesù. Oh, grazie. Allora, sentendo la canzone di prima, non mi ricordo più, so che c'era un verso: vuole più in alto, più vicino al sole. Mi ho in mente l'aquila.
Allora, noi dobbiamo essere come le aquile, non come i corvi che utilizzano il volo delle aquile, o come i polli che non hanno il coraggio di alzarsi in volo. Ecco, la conoscete la storia dell'aquila e del corvo? Se non la conoscete, mi racconta il pastore. Lui la sa. Sì, perché l'ho mandata su WhatsApp, che l'aquila, ma sia con il corvo e sia con il serpente, non si mette a combattere a terra. L'aquila con il corvo che gli sta dietro alla schiena, che lo becca, l'aquila si inizia ad alzare e va in alto, dove il corvo a quell'altezza perde proprio, non respira più e quindi muore. Quando arriva il serpente non lo combatte a terra, il serpente lo prende e se lo porta in alto e poi lo lancia da quell'altezza. E il serpente da quell'altezza cade giù e muore. Il credente, Dio ci ha detto che i nostri nemici li dobbiamo portare in alto. Li dobbiamo portare in preghiera, in alto. E poi lasciarlo nelle mani del Signore. Amen. Non ci mettiamo a combattere qua a terra. Li portiamo in alto. Il Signore ha detto pregate per i vostri nemici. Cosa vuol dire? Portiamo i nostri nemici in alto. Chi ha un nemico? Amen. Gloria a Dio, grazie per questa testimonianza. Qualcun altro che desidera ringraziare il Signore? Sì, Lidia cara. Gloria a Dio. Per scontato, ed è vero, e ci ha dato l'opportunità di fare un po' di giorni come famiglia insieme in vacanza. Con i figli che crescono non sarà più facile farlo, perché poi i figli crescono, diventano grandi e si allontanano. Però voglio ringraziare Dio per una cosa. Non so se è stata... Abbiamo avuto una brutta esperienza, nel senso che eravamo a Firenze, abbiamo girato la città e nella strada di ritorno erano le 2:30 di pomeriggio, quindi c'era caldo, c'era sole, proprio lui, mio figlio, stavamo attraversando la strada e mi disse: mamma, ma è una signora quella lì per terra, è una donna? Io lì per lì ero così accaldata che per un secondo ho detto, siccome c'erano le campane della spazzatura, del differenziata, queste robe qua, ho detto ma hanno buttato un manichino per terra. Attraverso la strada e quello che mi trovo davanti, sto cercando di dimenticarlo, è una scena orribile. Praticamente, in sostanza, abbreviando, era una signora che da poco si era gettata dal balcone. Una signora abbastanza giovane, in un palazzo abbastanza nobiliare, quindi una persona che umanamente, materialmente non penso avesse problemi. Allora lì per lì i miei figli sono attivati 112, 113, io non so come, tremando perché ero proprio su di lei e lo spettacolo non era bello. Io innanzitutto devo dire la verità, quando l'ho visto ho invocato il sangue di Gesù. Ho chiamato subito il 118 e loro giustamente, signora, ho descritto com'era, la signora aveva gli occhi aperti, puntati, signora la tocchi per vedere se c'è battito vitale. Io non me la sono sentita, sono sincera. Continuavo a chiamarla e a invocare il sangue di Gesù. Mio figlio si è accorto che nella stessa strada c'era la questura, quindi è andato a suonare la questura. Dopo 5-7 minuti è arrivato il poliziotto con l'ispettore. È stata una bella esperienza perché mi sono ritrovata al poliziotto che tentava di rianimarla e io sulla signora che teneva il telefono al poliziotto col 118 finché arrivassero gli arrivi. Insomma, ho tanto pensato per questa cosa qui perché poi mi sono ritrovata un uomo che è sceso, si è fermato accanto a me ed ho detto sarà un curioso, sarà un vicino di casa. Allora gli ho chiesto ma la conosce, la conosceva? Dice mia moglie. E quindi lì vedere anche questo signore poverino. Insomma, poi alla fine lui diceva che la moglie era un po' di mesi che non stava bene. Aveva anche i polsi tagliati, ve la posso descrivere per filo e per segno perché ero su di lei, sono stata parecchio su di lei, e che praticamente alla fine noi il giorno dopo abbiamo chiamato la questura perché mio marito era giusto che ci informavamo, era morta la signora, ma io già la vedevo che era morta. Ho dovuto subire un interrogatorio, lasciare i dati in questi casi dove alloggiavamo perché l'avevamo trovata noi, quindi...
Però questo mi ha dato tanto modo di pensare. Ho chiesto, Signore, perché questa esperienza? Perché sono stata tutto il giorno scombussolata. Cioè tremavo dentro, cioè non è che tutti i giorni che tu passi e trovi una signora. E ho pensato questo, quanto era così disperata sta signora per fare un gesto del genere, provare prima a tagliarsi i polsi e poi avere, tra virgolette, un coraggio che non è coraggio, perché magari giustamente la mente era annebbiata, di buttarsi da quell'altezza. E dicevo veramente, Signore, il mondo è malato, il mondo ha bisogno di te, il mondo ha bisogno di conoscerti, perché purtroppo sono due, o c'è Dio o sappiamo chi c'è. E poi io che ho avuto l'esperienza, ho pensato pure in questi giorni, ho tanto riflettuto, io ho visto morire mio papà, ero proprio su di lui. Ho potuto notare la differenza di chi muore in Cristo, perché quando è morto mio papà c'è stato un mix di la presenza di Dio, mia sorella che saltava, parlava in lingue, chi piangeva, chi lodava, e vedere lo sguardo di quella signora, mi ha dato tanto di pensare. E poi ho pensato pure, ho detto, Signore, io ti ringrazio perché parlo per la mia vita, sì, cadiamo, sì, abbiamo prove, abbiamo momenti di tristezza, però noi sappiamo in chi abbiamo creduto. Cioè la mia speranza non è vana, la mia speranza è nel Signore, e ho ringraziato tanto, tanto in questo periodo il Signore, perché comunque vadano le cose, noi abbiamo Gesù, noi abbiamo Dio nel nostro cuore, sappiamo a chi rivolgerci, sappiamo a chi buttare le nostre frustrazioni, sappiamo che abbiamo un Padre grande nel cielo che ci ama e ci protegge. Volevo ringraziare Dio per questo. Amen. Amen. Gloria a Dio. Questa mattina non predicherò io. A Dio piacendo, se il Signore me lo permetterà, visto la testimonianza di questa mattina che è stata data alla sorella Lidia, toccherò degli argomenti molto, molto profondi che il Signore sta parlando al mio cuore in modo particolare, e credo che questo vale per tutta la Chiesa che il Signore mi ha dato da poter servire. Ci sono dei muri trasparenti, ci sono muri che noi li vediamo, ci sono persone che innalzano dei muri e tu li vedi, questi muri. Ci sono muri trasparenti, ci sono persone che hanno dei muri all'interno della loro vita che sono trasparenti, che tu non li vedi, non li puoi vedere, se non soltanto con gli occhi spirituali, e ti lasci guidare dal Signore, perché queste persone sono quelle persone che soffrono di ansietà, sono persone che hanno problemi nell'anima, vivono di paura, di panico, sono persone che hanno paura anche a dirlo, a dichiararlo, si nascondono e poi fanno questi gesti estremi, perdendo la vita. Magari questa persona ce l'hai anche al lavoro con te, un tuo amico, una tua amica, e a volte succede qualcosa e tu rimani sconvolto perché dici: ma come? Non ho mai compreso, non ho mai capito, perché non hai avuto quella sapienza, quella saggezza da parte di Dio. Allora questa mattina io voglio dirvi questo: pregate il Signore che Lui vi dia la sapienza, la saggezza e proprio una rivelazione di un vostro collega, di un vostro amico, di una vostra amica, e non siate insegnanti biblici, non usate la Bibbia, usate le mani, usate le braccia per abbracciarli, per stargli vicino, apritegli il cuore e lasciate che lo Spirito Santo possa parlare al vostro cuore. Amen? Poi casomai vi tratterò questo argomento più avanti in modo particolare, perché vorrei toccare un po' di argomenti che riguardano proprio la guarigione dell'anima. La guarigione dell'anima. Abbiamo diversi nella Chiesa, diversi che hanno bisogno di una guarigione nell'anima. Come siamo fatti noi? Siamo fatti di? E allora l'anima deve essere guarita, perché ci sono delle ferite,
ci sono delle situazioni che ci portiamo dietro ancora da bambini e li viviamo ancora adesso. Ma quando lo Spirito di Dio arriva, Egli vuole liberare completamente l'essere nostro, anima, corpo e spirito. Amen. Gloria a Dio. Bene, fratelli, vorrei ricordarvi che il fratello Angelo, io sono stato giovedì da lui, sono stato in ospedale da lui, no scusate, venerdì sono stato da lui e non sta bene purtroppo, la situazione è quella che è, da quello che ho capito, almeno da quello che sono riuscito a sapere fino adesso, che dovrebbe uscire lunedì, lo mandano a casa e quindi la situazione sarà ancora più critica mandandolo a casa, perché vuol dire fare le notti vicino, stare sveglio, che finché è in ospedale ci sono gli infermieri, sono persone, ma a casa, quindi vogliamo pregare per Adele, per la famiglia. Come vedete questa mattina non c'è Carmela, Nino, sicuramente saranno in ospedale, saranno vicino a lui, gloria a Dio. Ieri sera è caduto anche mio suocero ha 94 anni, quindi è preso una caduta, noi eravamo già a letto, ci siamo dovuti alzare, correre, e quindi, ma grazie a Dio si è soltanto fatto dell'escoriazione sul viso, ma niente di grave, però ecco ci sono i nostri anziani che hanno bisogno di sostegno. Anna è in mezzo a noi questa mattina, vogliamo ringraziare il Signore, perché per lei è una gioia venire in chiesa, amen. Non c'è cosa più bella fino all'ultimo istante della nostra vita stare alla presenza del Signore. Gloria a Dio. Vi ricordo anche per le vostre offerte, abbiamo la cassetta là in fondo, oppure abbiamo i conti, il conto bancario che potete fare direttamente il versamento. Se non c'è nessun altro che desidera ringraziare il Signore, c'è qualcun altro che desidera farlo? Alleluia, sì, Monica, gloria a Dio, anche per Monica, gloria a Gesù. Alla testimonianza, quello che ha raccontato Lidia. E, ha toccato molto forte me perché la mia mamma ha fatto quella scelta, non dalla finestra, ma si è messa davanti a un treno. Questo 17 anni fa. Allora, io posso testimoniare una cosa comunque, e di questo ringrazio il Signore, questa è la mia testimonianza, che Lui è stato talmente buono, e ve lo dico che faccio un po' fatica, ma immaginate. 6 mesi prima, che poi io ho messo insieme tutti i pezzettini come un puzzle, no? Lui 6 mesi prima mi ha messo nel cuore: parla ai tuoi genitori, prendili e parla, e mi ha detto anche cosa leggerli. Giovanni, prima lettera di Giovanni. E io dicevo, ma perché sta cosa continua? Perché il Signore continua a dirmi questa cosa? Lo faccio, ma voglio capire perché. Perché la mia mente pensava, mio papà forse perché ha dei problemi al cuore, magari deve succedere che mancherà mio papà. Io ho fatto questo, un giorno ho preso proprio, mi ricordo ancora, un lunedì mattina, un appuntamento con i miei genitori, ho detto dovete venire qua, perché il Signore vuole assolutamente che io vi parlo. Mia mamma era già diverso tempo che mi telefonava e anche mi chiedeva: Monica, prega. Le piaceva tantissimo venire in chiesa evangelica perché poi tornava a casa e stava bene, sentiva questi canti, sentiva il Signore molto vicino, i fratelli che hanno pregato per lei. E purtroppo non mi è stato possibile portarla di più perché il papà si è rifiutato, non mi lasciava portarla. Però lei sentiva tanto ristoro nella chiesa evangelica e il modo di pregare nostro. E infatti spesso durante la settimana mi chiamava: Monica, preghiamo insieme, prega, e voleva, e mi veniva anche ci trovavamo spesso e voleva pregare. Le ho parlato del Signore in altre situazioni e lei ha accettato il Signore Gesù nel suo cuore. Oltre a quel lunedì mattina in cui
quando mio papà ha sentito di cosa volevo leggere nella Bibbia e tutto, lui ha preso, lui non voleva, gli ha detto a mia mamma rimettiti le scarpe e andiamo via. E lei invece ha preso posizione, ha detto no, ha detto Gianni siediti che io voglio ascoltare, cosa che ha da dirci Monica. Ho detto mamma è il Signore che vuole parlarti, non io. E so appunto che ho letto tutto quello che mi aveva detto il Signore di leggere, ho pregato e 6 mesi dopo è successa questa cosa. E io ho chiesto anche al Signore, ho detto poi dopo nel tempo, ho detto Signore ma dammi una risposta, e lui come risposta mi ha dato tu non potevi fare nulla, però lei è dove tu adesso mi stai chiedendo da diverso tempo dov'è, è con me. Io ho avuto questa conferma. Quindi il Signore agisce Lui come vuole. E questa è la mia testimonianza che il Signore è stato grande, un grande papà per tutti. E poi più avanti, magari in settembre, vi farò altre testimonianze della mia vita, volentieri. Amen. 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 Gloria a Dio. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Continuiamo a pregare per lei, anche per Antonella, che non c'è. Vogliamo pregare al Signore. Ci sono sorelle che stanno passando un momento particolare per gli interventi, per quello che stanno facendo, le chemio. Preghiamo il Signore. Oggi sembra che questa malattia sia la malattia incredibilmente proprio all'avanguardia. Una persona va in ospedale e ricevono subito, quando sono stato all'ospedale di Bassano, settimana scorsa, è entrato un uomo con il carrellino con tutti sti pacchi, dentro ha riempito tutto l'ascensore e io ho detto ma cosa sono queste cose qua, dove va? E mi ha detto sono per le chemio, andava al 10° piano e io ho detto mamma mia quante, ha detto sono aumentati quasi del 50% in 2 mesi, tantissima gente. Fratelli, dobbiamo predicare l'Evangelo, amen, più che mai l'Evangelo, dobbiamo impegnarci per l'opera del Signore, perché noi desideriamo che chi non conosce il Signore lo possa conoscere, amen. Poi il futuro di ognuno di noi è nelle mani di Dio, Dio sa. Però è importante che noi predichiamo l'Evangelo, amen. Vogliamo salvarli, vogliamo portarli al Signore. Gloria a Dio. Questa mattina predicherà per la prima volta in questa comunità un fratello a voi molto caro, un po' scuro di pelle, bello però quando sorride, è sempre sorridente. Quello che io ho apprezzato in lui è l'umiltà, perché la parola di Dio dice che l'umiltà precede la gloria. Sapete, quando lui è arrivato qui, adesso ti dico delle cose che non ho mai detto. Ok, quando è arrivato qui si è presentato e ha detto io sono un pastore. Ora chi si presenta da me e dice sono un pastore, resto sempre un po' dubbioso. Ah, bene, ho detto, mi fa piacere, però la cosa è cosa posso fare, come posso servire la comunità. E qua già mi ha iniziato a far vedere che il suo atteggiamento era quello di servizio ed è stato per diverso tempo seduto ad aspettare, però sempre partecipe, sempre con il sorriso, sempre con la gioia. È vero o non è vero? Sapete di chi sto parlando? Sì. Chi sa di chi sto parlando? Come si chiama? Robert. Poi è arrivata sua moglie. Vieni Robert, vieni. Poi abbiamo pregato, ma il Signore lo ha grandemente benedetto, perché nel frattempo lui si è laureato, è un ingegnere quest'uomo qui, voi lo vedete, è un ingegnere. Quindi si è laureato, il lavoro non gli è mancato, però aveva bisogno sempre dell'aiuto del Signore affinché il Signore in ogni cosa lo equipaggiasse, ma gli mancava la sua dolce metà. E lui pregava, e abbiamo pregato, ma era difficile il passaporto,
era difficile, ma Dio ci ha aperto le porte, è vero o non è vero? Poi abbiamo pregato per un'auto e Dio gli ha dato un'auto. Poi abbiamo pregato, io sto pregando che Dio lo usa per la sua gloria. Amen. Poi è andato al campeggio con i ragazzi ed è stato di grande benedizione, che me l'hanno richiesta ancora. Ma pensate, non è andato come pastore, è andato per fare giochi ai ragazzi. Perché quando noi serviamo il Signore non è il ruolo che occupiamo, ma il servizio. Dio ci chiama al servizio. E quando saremo in cielo il Signore ci dirà: vieni avanti, fedele servitore. Gloria a Dio, amen. Quanti siamo pronti per ascoltare il messaggio della parola di Dio? Amen. Vieni che preghiamo un attimo, gloria al tuo nome. Stendete le vostre mani, gloria a te, Signore. Padre, noi riconosciamo che tutto proviene dalla tua mano, ogni cosa, Signore. Signore, noi ti ringraziamo per gli insegnamenti che abbiamo ricevuto, per i nostri insegnanti, professori nella parola. Signore, ti ringrazio per la sua vita, ti ringrazio che l'hai portato qui. Signore, io sono certo che tu lo userai e continuerai a usarlo per la tua gloria. Sì, Signore, questa mattina per lui una benedizione, che possa benedire ognuno di noi attraverso di lui. Signore, ungilo con il tuo Santo Spirito. Niente di suo, Signore, ma ogni cosa che proviene dalla tua bocca. Amen. Per benedire le nostre vite. Grazie, Padre, per la sua vita. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Gloria a Dio. Amen. Buongiorno a tutti, pace. Il pastore ha detto tante cose che sono vere. Sono onorato di essere qui e portare il messaggio di oggi. Per me è una gioia. Posso testimoniare ciò che il Signore ha fatto nella mia vita, ma vedete, la mia famiglia è arrivata, quindi questa era una promessa da parte di Dio e l'ha compiuto. Quindi anche essere qui a portare la parola, che è tanto importante per noi, predicare l'Evangelo è molto importante. Quindi vi faccio vedere la foto di cosa ho portato, il titolo del messaggio. Sapete qual è il titolo del messaggio? Ciò che Dio permette. Ciò che Dio permette. Perché questo messaggio? Prima pensavo in un altro titolo, però dopo sono cambiato di idee, perché questo messaggio voglio portare a Giobbe, la storia di Giobbe. Ma in questa immagine possiamo vedere una persona che è molto carica di lavoro, anzi ha fatto radice, quindi è molto affiancata al suo lavoro. Quindi in questa immagine qua ci fa vedere che abbiamo perso la direzione del Signore, non abbiamo tempo per il Signore. Perché? Perché ha fatto radice in quel lavoro là, ha speso tutto il suo tempo solo nel lavoro. Quindi facciamo attenzione a prendere del tempo per il Signore, perché questo è un computer, possiamo mettere anche il cellulare. Quanto tempo ci mettiamo a guardare il cellulare? Invece quanto tempo ci mettiamo a leggere la parola di Dio, a riflettere sulla parola di Dio? E questa immagine ci fa vedere un po' di ciò che voglio portare oggi, della storia di Giobbe. Andiamo al capitolo 1 di Giobbe e leggiamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E dice: nella regione di Uz viveva un uomo chiamato Giobbe, ed era onesto e giusto, rifiutava il male perché rispettava Dio. Aveva 7 figli e 3 figlie. Possedeva 7.000 pecore, 3.000 camelli, 1.000 buoi, 500 asini e aveva moltissimi servitori. Ed era l'uomo più importante tra quelli che vivevano all'est di Israele. I suoi figli a turno davano delle feste, invitavano i fratelli e le sorelle a mangiare e bere insieme. Alla fine di ogni ciclo di festa, Giobbe faceva venire i suoi figli per purificarli. Egli stesso si alzava presto e offriva un sacrificio per ognuno di essi, perché pensava che forse i suoi figli avevano peccato e bestemmiato Dio. Un giorno la creatura celeste si presentano davanti al Signore. In mezzo a loro c'era anche Satana. Il Signore gli chiese:
da dove vieni? Satana rispose, sono stato qua e là, in giro per la terra. Hai notato il mio servo Giobbe? Chiese ancora il Signore. Poi aggiunse, in tutta la terra non c'è nessuno onesto e giusto come lui. Egli rifiuta il male perché serve Dio. Satana rispose, gli conviene rispettarti, lo credo bene. Tu proteggi lui, la sua famiglia e tutto quel che possiede, benedice tutto quel che fa e così il suo bestiame cresce a vista d'occhio. Ma prova a toccare la sua proprietà e vedrà come bestemmierà anche lui. Il Signore disse a Satana, d'accordo, fa quello che vuoi delle sue proprietà, ma non toccare la sua persona. E Satana si allontanò. Un giorno, mentre i figli e le figlie di Giobbe banchettavano a casa di fratelli a mangiare, un uomo venne a dire, Giobbe, il predoni, sapei, sono piombati adesso a me e agli altri tuoi servitori. Hanno rubato i buoi che aravano e le asini pascolavano là vicino. Hanno ucciso tutti, solo io sono riuscito a salvarli, per venirtelo a dire. Mentre quest'uomo stava ancora parlando, un altro servo venne a dire a Giobbe, è caduto un fulmine che ha ucciso i tuoi greggi e i tuoi pastori. Solo io sono riuscito a salvarmi, per venirti a dire. Quest'uomo non aveva ancora finito di parlare quando un altro venne a dire a Giobbe, 3 bande di pedroni balandonesi si sono gettati sui tuoi cammelli, li hanno presi e hanno ucciso i tuoi uomini. Solo io sono riuscito a salvarmi per venirtelo a dire. Questo uomo stava ancora parlando con Giobbe quando un altro ancora a dirgli, i tuoi figli e le tue figlie banchettavano a casa del fratello maggiore. Ed un altro trattò un vento fortissimo che soffiava dal deserto, ha fatto crollare la casa. Sono morti tutti, solo io sono riuscito a salvarmi, per venirtelo a dire. Udito questo, Giobbe si alzò e stracciò le sue mantello e si rase i capelli in segno di lutto. Poi, gettatosi a terra, pregò così, nudo sono venuto al mondo e nudo uscirò. Il Signore dà, il Signore toglie, il Signore sia benedetto. Nonostante Giobbe non peccò, se la prese con Dio. Cioè, questa storia ci fa vedere che Giobbe innanzitutto ciò che aveva accaduto non ha bestemmiato Dio, se no che ha detto Dio dà, Dio toglie, benedetto sia il Signore. Ma in questa storia possiamo vedere che non soltanto la prima prova ha avuto, bensì che c'erano 2 prove che ha ricevuto, perché dopo è venuta la moglie e le ha detto, ma guarda che tutto questo che ti è accaduto, bestemmia il tuo Dio e muori. E lui ha detto, no, aspetta, no, non è così. Nel capitolo 2 dice, Satana si allontanò dal Signore e colpì a Giobbe della testa ai piedi con una terribile malattia. Era tutto una piaga, tanto che prese un coccio di grattarsi, andò a vivere tra i rifiuti e la cenere. Sua moglie gli disse, hai ancora fede? Perché non bestemmi e muori? Giobbe rispose, tu parli di insensata. Non abbiamo accettato da Dio le cose buone, perché non ora dovremmo accettare le cose cattive. Nonostante tutto, Giobbe non pronunziò nessuna imprecazione. Cosa vuol dire questo? Ci è accaduto 2 maledizioni, diciamo così, ci è accaduto 2 prove su di Giobbe, ma Giobbe nonostante aveva la sua fede, sempre firme nella fede. Ma perché questo? Lui aveva sentito parlare di Dio, c'è stato qualcuno che le ha predicato di Dio e la sua fede
ed era costante, ma con la fede sua costante non ha bestemmiato Dio. Però mancava una cosa, mancava qualcosa che noi diciamo sempre: per conoscere Dio deve incontrarti con Dio, deve avere un rapporto stretto con il Signore. Ma a Giobbe gli mancava questo rapporto con Giobbe. Giobbe solo aveva sentito la predicazione del Signore e aveva innalzato la sua fede della predica che aveva ricevuto. Quindi diceva che era un uomo onesto, un uomo rispettato, anzi aveva fatto dei sacrifici per i suoi figli. Ma perché i sacrifici per i suoi figli? Per timore al Signore. Ecco che questo è un dono. Avere timore del Signore vuol dire obbedire. Anche non li conosciamo, obbedire, ma manca una cosa: avere un scontro stretto con il Signore, cioè la preghiera. Dobbiamo pregare sempre il Signore per avere un rapporto stretto con Dio. Se non abbiamo un rapporto stretto con Dio, può accadere qualsiasi cosa, una sofferenza, una malattia, non lo so, peccare, una perdita di un essere amati, perché queste cose spostiamo Dio nel posto di tutte queste sofferenze. Quindi spostiamo che Dio è al centro della nostra vita e Dio vuole essere sempre al centro delle nostre vite. Quindi questa storia ci fa capire che dobbiamo sempre pregare al Signore, avere un rapporto con il Signore, perché prima vi facevo vedere l'immagine. Questa immagine, mettiamo il cellulare, quanto ci mette il cellulare a spostare il tempo di Dio? Dice in Ecclesiaste 3:1, ogni cosa ha il suo tempo. Anche il tempo di Dio dobbiamo trovarlo, dobbiamo avere il tempo di Dio, perché siamo come un bicchiere riempito di olio e questo olio va via se non abbiamo un rapporto con Dio. Dobbiamo mantenere quella luce accesa da parte del Signore che riempie il nostro spirito. Quindi questo che voglio trasmettere oggi, e questa storia non finisce lì. Se andate a vedere la storia di Giobbe, non finisce lì la storia. Sono venuti i suoi amici, Elifaz, Bildad e Sofar. Erano grandi sapienti in quel tempo, ma sono venuti a trovarli perché erano i suoi amici. Ma loro le hanno detto: guarda che questo che ti è accaduto è conseguenza della tua colpa, devi pagare, punizione della tua colpa. E lui diceva: no, io ho la fede nel mio Signore, no, io non accetto che avevo peccato, io non ho fatto nulla, perché devo ricevere questa punizione? Allora è arrivato una quarta persona, Eliù, e lui dice: guarda che la sofferenza ci serve per educarci. In che cosa? Nella crescita spirituale, nella crescita al servizio della Chiesa, nella crescita e nel sapere della sapienza del Signore. Dobbiamo chiedere sapienza a Dio di tutto ciò che Dio fa, perché a volte noi non capiamo, ma chiesi al Signore come facciamo ogni giorno nella preghiera: ma Signore, perché? Il Signore ti dà la risposta quando sei al suo tempo. Alla fine, quando Eliù gli dà il messaggio, lui dice: ma perché questa sofferenza all'innocente? Questa è la luce che si è accesa da parte del Signore. Quando Giobbe ha chiesto: ma perché l'innocente devono soffrire, devono avere questa sofferenza? E il Signore più avanti le fa vedere, ma non le risponde, le fa delle domande per risponderle. Ma dove eri tu quando io ho creato tutto? Quando ho separato l'acqua dalla terra? Quando ho fatto la luce, le tenebre? Quando ho fatto tutto ciò che c'è qua in terra? Ma ecco perché le dicevo prima che lui aveva sentito dire dal Signore, ma non lo conosceva. Quando si è scontrato con il Signore, che il Signore gli ha fatto delle domande, è lì che lui ha detto, nel capitolo 42, verso 5 da Giobbe, è lì che il Signore, Giobbe risponde: ma prima avevo sentito, da orecchio ti avevo sentito dire, ma adesso i miei occhi ti vedono i miei occhi. Quindi si è scontrato con Dio, che era ciò che gli mancava a lui. Perché da parte di Dio era strabenedetto, aveva dei camelli, delle gregge, aveva di tutto, ma non aveva un scontro con il Signore, non si aveva trovato con Dio. La sua fede era piantata
su una predicazione che aveva ascoltato di qualunque persona, un altro re, ma in quel momento lì il Signore le ha fatto capire la sua grandezza, la sua benignità, la sua onnipotenza, la sua grandezza, che era il Re del cielo e della terra. Quindi le ha fatto capire che non era soltanto un Dio, era il Dio onnipotente che ha creato tutto. E vi voglio lasciare con questo versetto per concludere, che dice Romani 8, 28 al 30. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proposito. Quindi anche in questa storia tutto ha operato il bene, perché se Dio non permette la sofferenza di Giobbe, non si aveva scontrato con Dio, non aveva avuto questo rapporto direttamente con il Signore le ha risposto facendole domande, quindi non le ha dato una risposta, con le domande lui ha capito la grandezza del Signore. Che Dio ci benedica in questa domenica. Fin qui il messaggio, pastore. Se qualcuno sente che ha bisogno di liberazione, che possiamo pregare per lui, questo è il momento così speciale. Possiamo mettere la lode, voglio stare con te. Per me questa è un'opportunità meravigliosa da parte di Dio. Sappiamo che siamo in lavoro in corso. 2 anni fa ad oggi non sono quello che era prima, sino che il Signore è andato a lavorare nella mia vita ogni giorno e posso testimoniare tutte le benedizioni che abbiamo ricevuto da parte di Dio. Che Dio ci benedica. Un messaggio conciso ma molto, molto forte, vero? Avete seguito la traduzione che ha lui? È differente, vero, dalle nostre traduzioni? E difatti lui si è anche soffermato sul fatto che la moglie di Giobbe dice maledici Dio e muori, no? Perché la maggior parte delle traduzioni, questo non vuole cambiare il messaggio che lui ha sostenuto, Però voglio dirvi questo, noi dobbiamo andare anche all'originale nella scrittura, dobbiamo andare a vedere nell'originale come è scritto. Nell'originale non è scritto che la moglie di Giobbe dice maledici Dio e muore, ma dice lascia stare Dio e muori, lascia perdere, lascia stare Dio e muori, altrimenti Dio non gli avrebbe dato altri 10 figli. Gliene ha dato altri 10 figli il Signore. Però certamente io ti sfido come moglie a vedere tutto quello che succede, i figli che muoiono, tutto quello che hai, cade tutto. Ovviamente lei non aveva questa fede, difatti lui dice abbiamo preso del bene dalla mano del Signore, non possiamo prenderci anche questo. Questa era la fede di Giobbe, ma la cosa che ci ha voluto sottolineare questa mattina, che è una cosa veramente veritiera, noi possiamo conoscere il Signore in teoria, ma il Signore lo dobbiamo conoscere in pratica. E quando è che lo conosciamo in pratica? Quando noi attraversiamo momenti difficili. È proprio lì che noi conosciamo la praticità del Signore. Il deserto è la più grande scuola biblica che possa esistere, perché è lì dove il Signore dice io mi fidanzerò con lei e la porterò nel deserto, non la porterò nelle sale del regno, non la porterò nella reggia, la porterò nel deserto, perché è lì che parlerò al suo cuore, è lì dove il Signore ci incontra, perché vede la nostra umanità. Giobbe non sapeva tutto quello che stava succedendo, non sapeva che era, lasciatemi usare questo termine, una scommessa fra lui e Satana. Hai visto il mio servo Giobbe? Vedete come lo loda. Giobbe va in crisi per determinate situazioni, però è meraviglioso nel capitolo 42, se lo andate a finire di leggere, vedete quello che Giobbe dice, che lui ha dovuto chiedere perdono al Signore, perché ha riconosciuto, quando il Signore dice ma dov'eri tu quando io ho formato la terra? Dov'eri tu quando io ho formato ogni cosa? Perché tutto era nel palmo della mia mano. Ma dov'eri tu? Quando inizi a parlare con Giobbe. Ma Giobbe aveva tutto il diritto di poter dire al Signore, ma Signore, dove ho sbagliato io? Di cosa sbagliato gli amici? Noi abbiamo amici di Giobbe vicino a noi, sapete? Ne abbiamo tanti amici di Giobbe. Anche nella Chiesa ci sono tanti amici di Giobbe.
Sono quelli che ti dicono, ma sicuramente avrai fatto qualcosa perché il Signore, no. Ma questa mattina la cosa è questa, credo che vogliamo rimanere con questo messaggio che Dio ci dà. Il Signore vuole dire ad ognuno di noi che Lui non ci lascia soli, che qualsiasi cosa noi possiamo attraversare, ha letto il versetto 28 del capitolo 28 degli Atti degli Apostoli, dei Romani, ed è meraviglioso quel passo della Scrittura. E il Signore conosce ogni cosa della nostra vita, tutto quello che ci capita, tutto quello che noi stiamo attraversando, nel momento del bisogno, nel momento della difficoltà, Lui è più vicino di quanto tu immagini. È più vicino a noi di quando tutte le cose stanno andando bene. Ciò che Dio permette nella nostra vita. Voglio dirti questo questa mattina, che non c'è nulla che Dio nella tua vita, se non lo permette, può accaderti. Dio permette delle situazioni. Dio permette. E se permette delle situazioni, vuol dire che tu avrai la forza di uscire da questa situazione, perché Lui ti equipaggerà con tutte le forze per poter uscire da queste forze, perché dice la sua parola che Lui non carica mai nessuno al di là delle proprie forze che può mantenere. Allora questa mattina io ti invito ad alzarti in piedi mentre noi cantiamo questo cantico che loro stanno preparando per noi. Forse tu stai vivendo un momento particolare nella tua vita, forse ti stai chiedendo o ti sei chiesto anche il perché. E il Signore questa mattina ha voluto proprio dirti questo, questa mattina. Nulla cade a caso. Ogni cosa è sotto il mio controllo. Non devi temere, non devi avere paura. Certamente se hai bisogno di preghiera, noi vogliamo pregare per te. Se tu hai bisogno di essere fortificato. Sapete, alla fine è stato Giobbe che ha dovuto pregare per i suoi amici. Dio l'ha chiamato a pregare per loro. E Dio gli ha restituito, proprio alla fine della preghiera, Dio gli ha restituito il doppio di tutto quello che aveva. Forse hai un nemico nella tua vita. Hai qualcuno che ti ha accusato, hai qualcuno che ti sta accusando. Stamattina io ti invito a pregare per lui. Vedete, siamo partiti anche con il discorso dell'aquila che si porta in aria, no? Il serpente. Il Signore ti sta chiedendo di portare in aria, di portarlo lì in preghiera, questa persona, chiunque esso sia. Nulla cade per caso, ogni cosa è sotto il controllo di Dio. Amen. Chiudiamo i nostri occhi. Se tu vuoi che noi preghiamo per te, se è la prima volta che magari sei in mezzo a noi, hai bisogno di una preghiera, hai bisogno di un tocco della mano di Dio nella tua vita e desideri che noi possiamo pregare con te e per te, vieni pure avanti, io pregherò per te. Che il Signore possa toccare il tuo cuore questa mattina e tu possa uscire da questo locale con la benedizione di Dio nel tuo cuore. Altrimenti resta lì dove sei, non ti preoccupare perché il Signore verrà anche lì da te. Gloria a Gesù. Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. La tua presenza in me È l'aria che respiro. è l'aria che respiro. Oh, alleluia. Cercare il volto tuo È il motivo per cui vivo. il motivo per cui vivo. Oh, alleluia. Restare in te, Gesù. Signore, tocca i cuori questa mattina di quanti hanno bisogno di te. Toccando il tuo cuore, Oh, alleluia. apertamente io Ti dichiaro il tuo amore. ti dichiaro il mio amore. Dillo al Signore, voglio stare con te. Restare in te, Gesù. Sì, Signore. Toccando il tuo cuore, Oh, alleluia. apertamente io ti dichiaro il mio amore.
voglio altro che te. La tua grazia su me. La tua grazia su me, la tua presenza in me, è tutto per me. Alleluia. Voglio stare con Grazie te. Signore per il tuo Santo Spirito. Grazie Spirito Santo. Non voglio Alleluia, altro te, che Gesù. te. Gloria a te, Signore. Alleluia a te, Gesù. La tua grazia su me, Signore, la tocca tua presenza in me, con la potenza del tuo è Spirito. tutto per me. Nel nome di Gesù. Tu conosci ogni ferita. Voglio Conosci il suo cuore, stare Signore. con te. Questa mattina è qui davanti a te. Affinché tu possa purificare. Non voglio altro che te. Possa riempirlo con la tua presenza. La tua grazia Soffia il tuo su Spirito me, su di noi, la tua Soffia, presenza in Nel me, nome di Gesù te lo chiedo. è tutto per Soffia, Signore, me. soffia il tuo Spirito, Signore. Nel nome di Gesù. La tua Ora bascia la presenza bacanda la in passaglia. me, Ora bacanda la passaglia. Rame mi mescia. è l'aria che respiro. Nel nome di Gesù. Sì, Signore. Cercare il volto Tienila fra le tue tuo braccia, Signore. Allontani dalla sua vita. è il motivo per cui Di vivo. correre da te. Di camminare con te. Restare in te, Gesù, Signore, tu hai fatto delle promesse nella sua vita. toccando il tuo Che sei un Dio fedele. cuore. Grazie Spirito Santo. Per questo passo di fede Apertamente questa mattina. io Tienila per mano, Signore. Tienigli conservata ti la tua dichiaro benedizione, il suo mio cuore. amore. Provvedi ad ogni Voglio sua stare con te. come solo tu sai fare, Signore. Voglio Te lo chiedo nel nome stare di con Gesù. te. Lavala con il tuo prezioso sangue. Non voglio altro che te. La tua grazia su me, la tua presenza in me, è tutto per me. Voglio stare con te. Non voglio altro che te. La tua grazia su me, la tua presenza in me, è tutto per me. Alleluia, gloria a Gesù. Gloria al tuo nome, Signore. Allora Giobbe rispose all'Eterno e disse: io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire un tuo disegno. Chi è colui che senza intelligenza offusca il tuo disegno? Sì, io ne ho parlato, ma non lo capivo. Sono cose per me troppo meravigliose e io non le conosco. Ti prego, ascoltami e io parlerò. Io ti farò delle domande e tu insegnami. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora il mio occhio ti ha visto. Perciò mi ravvedo e mi pento sulla polvere della cenere. E dopo che ebbe rivolto questi discorso a Giobbe l'Eterno, Dio gli disse: ecco la mia benedizione sulla tua vita. Amen. Gloria a Dio. Signore, grazie per la tua parola, grazie per questo culto, grazie per il tuo Santo Spirito, grazie perché sono certo, Signore, che il culto non è finito qui, ma tu continuerai a parlare nei cuori a casa oggi, forse anche domani. Questo messaggio sarà un messaggio che toccherà i cuori e parlerà ancora ai cuori. Signore, grazie perché tu non mandi mai una parola senza aver compiuto l'opera sua.
E quindi sono certo, Signore, che questo messaggio compirà l'opera per cui Tu l'hai mandata questa mattina. Grazie, Signore, grazie per la sua vita. Signore, noi Ti chiediamo di continuare a benedire Robert, la sua famiglia, Signore, usarlo per la Tua gloria, dagli sempre più sapienza e saggezza. Signore, Ti prego anche affinché Tu possa, Signore, dargli un orario migliore al lavoro, perché lui possa servirti di più, Signore, e possa essere presente in mezzo a noi, sempre per lodare e glorificare il Tuo nome, per essere al Tuo servizio. Perché quando Tu, Signore, ci hai salvati, ci hai chiamati a servirti, e noi vogliamo farlo con tutto il nostro cuore. Benedici la sua casa, i suoi figli, e Signore, ti ringrazio, Signore, perché Tu sei il fedele. Grazie, Padre, accompagnaci alle nostre case. Signore, rimani con noi, sempre e comunque, e fa che possiamo ancora predicare l'Evangelo di Gesù Cristo. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Gloria a Dio. Dio vi benedica. Buona domenica.